Marco Olmo accompagnato da una delle sue fan, Linda Sanders. È un boato, non è un arrivo normale. Signore e signori, Robilante accoglie la stella di questa zona, accompagnato da Linda Sanders, Sua Maestà Marco Olmo. Linda Sanders, gli abbracci del pubblico, degli appassionati, della moglie di Marco Olmo e Linda Sanders sul traguardo, il bacio con la moglie in zona arrivo. Marco Olmo, Linda Sanders. Quanto affetto per Marco Olmo. Marco, benvenuto a Robilante. È strano dirtelo, girati dall'altra parte. Noi intanto facciamo un applauso, festeggiamo Marco Olmo. Di più. Ti basta questo festeggiamento? È troppo, grazie. Senti, hai fatto gare in tutto il mondo, no? Sei andato nel deserto, sei andato nelle Alpi, la gara da Limone alla Costa Azzurra, e oggi i tuoi amici ti hanno preparato un'accoglienza incredibile sui tuoi sentieri. Qual è la tua emozione? Ballate ragazzi, troppo gentili. Sei felice? Sì, grazie. Non capita tutti i giorni di avere tutta questa gente, la gente di casa di incitarti. Sì, in paese sì, grazie. Però adesso ti faccio una domanda, ci hai fatto aspettare abbastanza oggi. Di solito vinci, oggi invece ci hai fatto sudare le 7 camicie per attenderti, l'hai presa comoda. Forse qualcuno ha detto che non conoscevi bene questi sentieri. Per cosa è impegnativo non lo sapevo, devo guardare bene le fettucce, tutto. Senti, tra l'altro il tuo amico Folco? L'ha fatta a piedi, ti ha dato quasi un'ora. Come mai? Lui ha anche 20 anni di meno. Sì, ma anche 2 scarpe in meno per oggi. Senza scarpe è più leggero, Allora l'ha detto, la prossima volta lo teniamo senza scarpe. Questo è Marco Olmo. Goditi l'applauso della tua gente. Grazie Marco. Grazie Marco. Anche Linda ha finito. Ciao Linda. Che giornata, una giornata destinata a rimanere nella storia di questo meraviglioso sport, un giorno che ha segnato la vita di Marco Olmo qui nella